Sono Vito Comencini, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale a Verona e mi propongo per la Camera dei Deputati come candidato nel collegio uninominale della città di Verona e quindi voglio portare avanti innanzitutto la battaglia dell'autonomia del Veneto. Dopo che il 22 ottobre dell'anno scorso il popolo veneto si è espresso in maniera molto chiara, votando un sì molto deciso all'autonomia del Veneto. Quindi un'autonomia che è importantissima per il popolo veneto, innanzitutto per la sua storia millenaria di Repubblica Serenissima e poi per un motivo economico e di risorse che vengono spesso sprecate dallo Stato centrale, invece meritano ed è giusto che rimangano in Veneto perché se li possono gestire i veneti. Questa battaglia sta già portando avanti il nostro governatore Luca Zaia attraverso le trattative con lo Stato centrale. Se il 4 marzo vincerà la Lega, certamente ci sarà un governo sensibile a questa tematica e che la porterà avanti per concedere finalmente questa autonomia al Veneto e poi ovviamente anche alla Lombardia, che è una regione anch'essa che merita sicuramente questo diritto, questa forma di giustizia da tanti punti di vista, come dicevo, non solo economico ma anche dal punto di vista dell'istruzione, del turismo e di tante competenze che le regioni in questo momento non riescono a sostenere al meglio non avendo le risorse adeguate per poterlo fare.